Ciao bellissimi, oggi andiamo a caccia. Questo video non è adatto per gli amanti dei vegetali, perché oggi andiamo a caccia di funghi. Sì, avete capito bene, andiamo a caccia di funghi. Lo so che è una follia farlo da solo, però ho deciso di farlo e sarà un'avventura estrema, veramente un'esperienza super adrenalinica, quindi tenetevi forti. Ci sono due regole fondamentali nella caccia dei funghi. Regola numero 1: dovete immedesimarvi nel fungo, dovete pensare come un fungo, essere un fungo, viscidi come un fungo. Regola numero 2. Regola numero 2: se avete una nonna, coinvolgetela. La preparazione è alla base di tutto, quindi dovete informarvi. Lei sicuramente ha già combattuto una battaglia come questa. Andiamo. Regola numero 3: se sono troppi, non vergognatevi a scappare, è successo a tutti. Regola numero 4: guardate in alto, perché questi vi fanno gli agguati. Tenete sempre un occhio aperto, in tutte le direzioni. C'è un motivo se non fanno parte né della categoria vegetali né di quella animali, nessuno li vuole. Hanno proprio un regno a sé stante, sti maledetti funghi. Ecco, queste erano le 4 regole fondamentali per andare a caccia di funghi. Spero che le abbiate imparate bene, perché se deciderete di farlo dovete averle ben presente in mente. E sono contento anche di essere riuscito a portarvi nel mio posto preferito in questo bosco, qui a Nimis. Questo è il mio angolo di paradiso, guardate che razza di muschio che cresce qua, mi sembra veramente una favola, una fiaba, qualcosa di incantato. È incredibile ed è sempre così da almeno 10 anni. Bellissimo. Adesso
usciamo dal bosco. Ed eccoci fuori dal bosco, finita la caccia. Spero che vi siate divertiti, che il video vi abbia fatto almeno sorridere. Io mi sono scompisciato dalle risate di continuo, veramente. E lo scopo in realtà era anche quello di far capire che con un po' di immaginazione e una cosa semplice come una passeggiata in un bosco o la ricerca dei funghi può diventare molto più divertente. E questo secondo me è una cosa importante da ricordare, soprattutto se dovesse esserci un secondo lockdown, quindi allenare l'immaginazione per sopravvivere nel nostro piccolo mondo. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video fino in fondo e ci rivediamo al prossimo. Se avete delle idee divertenti, ditemelo, scrivetelo nei commenti. Ok? Ci vediamo.